Ben ritrovati dalla redazione. Due auto si schiantano in autostrada al volante di uno dei due mezzi. C'è un driver dell'associazione animalista Zampa nel Cuore, sezione nord-est con sede a Trieste. Dopo l'impatto dell'auto scappano due cani e due gatti. È successo all'altezza del chilometro 440 della A4 al confine tra i comuni di San Stino di Livenza e Cezzalto in direzione Milano. Si è trattato del terzo incidente in autostrada nella giornata di domenica. Si è rotto una gamba colpito da un sasso ed è stato tratto in salvo con un intervento che si è concluso alle 2 di notte. Si tratta di un cittadino polacco. Sabato sera alla stazione di Cave del soccorso alpino ha ricevuto una segnalazione dai colleghi soccorritori sloveni che erano stati attivati per una richiesta di soccorso sulla cresta del Mangart a quota 2400 metri dopo aver salito la via della vita in territorio italiano. C'era la necessità di attivare un soccorso sanitario via aereo e l'unico abitabile era l'elisoccorso di Trento in assetto da volo notturno con Verricello. I soccorritori sloveni avevano tentato di attraversare la parete nord per salire la montagna a partire dal parcheggio in territorio sloveno, ma la presenza di neve avrebbe reso le operazioni troppo pericolose per il ferito. La persona è stata prelevata al Verricello dall'elicottero che poi è atterrato a Campoformido per i rifornimenti e per consegnare il ferito all'ambulanza diretta a Udine. L'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi conferma anche per il 2025 l'ammontare del contributo giornaliero con cui cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici nella stessa misura stabilita per il 2024 pari a 46,20 euro. Come ha spiegato il rappresentante della giunta regionale, il sostegno economico riservato ai cittadini che rientrano in specifiche categorie di tutela, tra cui mutilati e invalidi di guerra o per servizio, con l'obiettivo di agevolare l'accesso a percorsi terapeutici integrativi rispetto all'assistenza sanitaria ordinaria. Le filiere dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale sono state potenziate con un'ulteriore modalità di durata annuale pari a 1188 ore per aumentare le competenze di base utili al superamento dell'esame di Stato, con l'inserimento di 7 nuovi profili al fine di soddisfare in maniera più puntuale i fabbisogni del mercato del lavoro e con indicazioni operative uniformi riguardanti le prove di valutazione degli esami finali. Lo ha affermato l'assessore all'istruzione e formazione Alessia Rosolin dopo che la giunta regionale ha approvato le linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale che verranno applicate a partire dall'anno scolastico 2025-2026. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche sulla nostra regione: cielo sereno, poco nuvoloso, poi cielo variabile verso la zona montana con probabili rovesci e temporali che successivamente potranno localmente interessare la pianura, specie pordenonese. Sulla zona montana temporali anche forti associati a raffiche di vento, venti di brezza sostenuti lungo la costa. Temperature minime in pianura fra 18 e 21, le massime fra 31 e 33 gradi. Per quanto riguarda le temperature minime sulla costa fra 22 e 25, le massime fra 28 e 30 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.